Eccoci qua, buonasera, benvenute e benvenuti. Buonasera a tutti. Volevo un attimo riassumere quello che appunto di cui abbiamo parlato ieri, giusto così per quelli che non c'erano. Abbiamo parlato appunto dei concetti generali in tema di privacy, quindi si è spiegato che cos'è un dato personale e le varie categorie che la classificazione diciamo dei dati, distinguendoli tra dati personali generici, dati personali particolari o ex sensibili, dati personali giudiziari e dati personali relativi a comunicazioni elettroniche. Quindi per certe categorie di dati personali vigono appunto delle forme di tutela maggiori, e questo vale in particolare per i dati ex sensibili e anche per i dati giudiziari. Poi abbiamo visto che cos'è un trattamento dei dati, che cosa si intende, quindi il trattamento tutto ciò che è raccolta dei dati, conservazione, consultazione, modifica, diffusione, comunicazione, eccetera. E poi abbiamo parlato invece dei soggetti che sono coinvolti nel trattamento, distinguendo quindi tra il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e il subresponsabile, che è una figura introdotta di recente. Poi abbiamo gli incaricati o autorizzati al trattamento, l'interessato, che è in pratica colui a cui si riferiscono i dati personali, e il DPO, che è questa figura appunto di responsabile della protezione dei dati personali. Poi con riguardo al cittadino, abbiamo visto che il cittadino gode di determinati diritti con riferimento appunto alla protezione dei suoi dati, quindi tutta una serie di diritti come il diritto appunto alla rettifica, ad opporsi al trattamento, il diritto all'oblio, eccetera. E come quindi ci siano diversi strumenti messi a disposizione dell'interessato per tutelare i suoi diritti, appunto. Quindi ci sono forme di reclamo al garante, di ricorso al garante, di segnalazione, e abbiamo poi il ricorso giurisdizionale, cioè il ricorso all'autorità giudiziaria. Questo è in pratica il riassunto di quello che è avvenuto ieri. Oggi invece parliamo appunto in particolare della privacy e le imprese. Quindi a partire appunto dall'entrata in vigore del GDPR, che è appunto entrato in vigore il 25 maggio del 2018, si è assistito a una corsa appunto da parte delle aziende, delle attività commerciali e professionali ad adeguare la propria policy in tema di privacy. Quindi le prime operazioni necessarie sono state quelle di adeguamento e di revisione dell'informativa privacy, di acquisizione di consensi consapevoli da parte dei clienti, dipendenti, fornitori, eccetera, nonché la revisione dei ruoli e delle competenze delle diverse figure professionali che operano all'interno delle aziende, delle imprese o degli studi. E si è assistito, diciamo, ad una maggiore attenzione anche all'esternalizzazione delle attività che coinvolgono i dati personali. Quindi le imprese e più in generale, diciamo, le persone giuridiche, quindi le società, gli enti, eccetera, sono quindi coloro su cui incombono i doveri correlati ai diritti riconosciuti ai cittadini. Quindi laddove il cittadino ha il diritto, ad esempio, di acconsentire o meno a un trattamento personale, ci sarà in correlazione il dovere di chi raccoglie il dato di rispettare, quindi di acquisire, quindi il consenso, o in caso di diniego di non effettuare quindi il trattamento dei dati personali. Quindi l'informativa appunto è lo strumento più importante, diciamo, per dare appunto le informazioni all'interessato che riguardano il tipo di trattamento, le modalità di trattamento, le finalità. Tanto che in assenza appunto di questo documento, della sua messa a disposizione, il titolare non può proprio iniziare nemmeno nessun tipo di trattamento dei dati personali.
Quindi l'informativa va resa dal titolare del trattamento sia che egli ottenga i dati direttamente dall'interessato, quindi al momento della raccolta, sia che li ottenga indirettamente da un'altra fonte, che in questo caso andrà quindi precisata nell'informativa. Quindi se l'acquisizione dei dati avviene in modo indiretto, l'informativa andrà comunque resa o messa a disposizione dell'interessato entro un certo termine, cioè un mese, oppure al momento del primo contatto con l'interessato, se questo avviene prima quindi del mese, e comunque non oltre la prima comunicazione ad un altro destinatario. Quindi queste sono le tempistiche con cui devo rendere l'informativa, che normalmente viene data comunque contestualmente alla raccolta. L'informativa quindi ha un contenuto predeterminato, quindi bisogna seguire in pratica le indicazioni del GDPR in merito al contenuto, indicando quindi l'oggetto del trattamento, cioè la tipologia dei dati raccolti, le finalità dei dati, quindi dovrò sempre limitare naturalmente l'acquisizione dei dati a quelli che mi interessano, quelli di cui ho bisogno per le finalità che ho appunto da perseguire. Dovrò indicare le modalità del trattamento e naturalmente indicare anche la durata della conservazione dei dati, quindi ponendo comunque un termine ben preciso, quindi non potrò essere troppo generico nell'indicare il termine entro cui la conservazione appunto dura. Dovrò indicare poi i soggetti che avranno accesso ai dati, i soggetti ai quali i dati saranno comunicati, le modalità di trasferimento dei dati e i soggetti esterni a cui i dati saranno trasferiti, poi la natura del conferimento, quindi cioè la base giuridica su cui si fonda ogni trattamento effettuato, quindi e da qui dipende poi anche l'obbligatorietà o la facoltatività del consenso che eventualmente devo raccogliere da parte dell'interessato. Poi naturalmente dovrò elencare tutti i diritti che l'interessato può esercitare e le modalità con cui esercitarli e fornire appunto i dati di contatto sia del titolare del trattamento che del DPO se nominato ed anche quelli del responsabile del trattamento se presente. È molto importante anche che l'informativa sia scritta con un linguaggio chiaro e semplice, quindi adatto al pubblico a cui si rivolge, quindi utilizzando pochi riferimenti normativi che magari non sarebbero compresi e limitando quindi al minimo l'uso dei termini tecnici che potrebbero appunto complicare la comprensione del testo da parte dell'interessato. Quindi a quali soggetti devo rendere l'informativa? Certamente ai clienti, ai fornitori, ai dipendenti o collaboratori, quindi a tutti coloro nei cui confronti si effettuano operazioni di trattamento dei dati personali. E quindi una cosa è tuttavia rendere l'informativa e una cosa è acquisire il consenso dell'interessato. Cioè ci possono essere casi in cui è sufficiente rendere l'informativa perché vuol dire che non ho bisogno di basare, diciamo, il trattamento sul consenso dell'interessato e quindi in questo caso non andrò a raccogliere il consenso dell'interessato, mi limiterò a fare l'informativa. Altri casi invece in cui, in base al trattamento che compio, devo anche acquisire il consenso espresso proprio dell'interessato. Quindi se infatti appunto il trattamento dei dati che il titolare compie non si basa sul consenso dell'interessato, sarà sufficiente rendere all'interessato l'informativa e tutt'al più raccogliere sulla medesima la sua sottoscrizione per presa visione, ma non per accettazione, appunto perché questa non è, diventa superflua. Se invece il trattamento dati che il titolare compie si basa sul consenso dell'interessato, dovrò necessariamente acquisire questo consenso, servendomi nella maggior parte dei casi di moduli, quindi che l'interessato andrà a compilare, esprimendo su di essi il consenso al trattamento in modo libero, cioè, quindi libero significa che non deve essere condizionato in alcun modo, quindi
libero, specifico ed informato, proprio perché in questo modo, con una dichiarazione appunto che deve essere però frutto di un'azione positiva, inequivocabile, e quindi con la sottoscrizione il consenso potrà dirsi validamente acquisito. È quindi molto importante individuare la base giuridica sulla quale fondare il trattamento dei dati personali. In proposito, il GDPR individua 6 basi normative che rendono possibile effettuare un trattamento dati valido. Sicuramente il GDPR ha evidenziato molto il consenso, quindi l'articolo 6 di questo testo normativo stabilisce che è possibile effettuare un trattamento dati personali quando l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati per una o specifiche finalità. A questo punto si potrebbe pensare che la cosa migliore sia quindi quella di raccogliere sempre il consenso dell'interessato, in modo quindi da mettersi al riparo da possibili contestazioni. Però non è così, quindi la cosa migliore è sempre quella di utilizzare il consenso come base giuridica del trattamento solo quando nessuna delle altre basi è applicabile. Anche perché se ci appoggiamo al consenso e poi l'interessato lo revoca, il trattamento dovrà essere interrotto. E quindi la base giuridica scelta per legittimare il trattamento si ripercuote poi sui diritti che l'interessato può esercitare. Quindi se mi baso sul consenso, il consenso potrà sempre essere revocato. Se invece avrò altre basi giuridiche sulle quali fondare il trattamento, è meglio utilizzare queste altre basi. Quindi quando è che dovrò fondare il trattamento dei dati personali sul consenso? Questo obbligatoriamente. Certamente quando il trattamento implica la comunicazione o la cessione a terzi dei dati personali per fini commerciali. Quindi quando il dato deve essere comunicato o ceduto, ho sempre necessità di acquisire il consenso dell'interessato. Lo stesso avviene quando si svolge attività di profilazione dei dati dell'interessato, quindi anche la profilazione va sempre confermata dal consenso dell'interessato. Quando il trattamento poi consiste nell'elaborazione di decisioni appunto che riguardano l'interessato sulla base esclusiva di trattamenti automatizzati, avrò anche in questo caso necessità di acquisire il consenso dell'interessato. Questo consenso è necessario anche in caso in cui il trattamento implichi il trasferimento dei dati da un paese extra UE all'Italia, quindi senza adeguate misure di sicurezza, e quando il trattamento consiste nella diffusione di immagini e di registrazioni audio-video di interessati per finalità promozionali. Anche quando il trattamento è finalizzato all'adesione dell'interessato a programmi di fidelizzazione, avrò necessità di acquisire il consenso dell'interessato. Infatti, se notiamo, diciamo in molti negozi, quando ci viene chiesto se abbiamo una Fidelity Card, e noi diciamo no, non l'abbiamo, allora ci sottopongono un modulo da compilare appunto perché quello serve per raccogliere il nostro consenso all'adesione al programma. Quindi acquisire il consenso dell'interessato non è necessario però quando i dati vengono raccolti per dare esecuzione ad un contratto di cui l'interessato è parte. Quando pertanto la relazione che intercorre tra il titolare e l'interessato è basata su di un contratto in vigore o su eventi che preludono la sottoscrizione di un contratto, i conseguenti trattamenti di dati troveranno il loro fondamento giuridico nel rapporto contrattuale e quindi il consenso non sarà necessario. Si pensi ad esempio al contratto di lavoro o ad un contratto di tipo professionale. Naturalmente su questa base giuridica potranno essere svolti solo i trattamenti necessari per l'espletamento del contratto in vigore, quindi non sarà possibile compiere trattamenti che esulano dall'accordo contrattuale o dalla prestazione del servizio al quale l'interessato ha aderito. Ad esempio, noi appunto come legali possiamo trattare i dati personali dei nostri clienti. Questo fintanto che il trattamento si giustifica nell'ambito della prestazione contrattuale da rendere al cliente.
Quindi certamente se devo depositare un ricorso a nome del cliente presso il tribunale, potrò usare ovviamente il suo nome e dovrò usare il suo nome e cognome, tutti i suoi dati, e lo potrò fare senza un consenso espresso, perché in questo caso la mia attività si giustifica appunto sulla base del contratto che il cliente mi ha conferito, che è un contratto di mandato. Però se ad esempio io ho un cliente, quindi per lo più aziende, diciamo, a cui voglio inviare una newsletter periodica con degli aggiornamenti su degli argomenti che penso possano interessare questo cliente, dovrò quindi necessariamente acquisire il suo consenso perché il trattamento appunto sia considerato lecito. È possibile effettuare un trattamento dati personali quando esso è necessario anche ad adempiere ad un obbligo di legge al quale è soggetto il titolare del trattamento. Quindi l'utilizzo di questa base giuridica è legato all'effettiva esistenza di una norma di legge o di un regolamento che renda obbligatorio il trattamento in questione. Quindi in caso di trattamenti particolari o poco comuni è bene annotare sempre sul registro dei trattamenti il riferimento alla norma specifica che mi legittima ad eseguire il trattamento, appunto perché è quella norma che mi impone un obbligo di legge e quindi mi impone attraverso questo obbligo il trattamento. È inoltre importante individuare quindi correttamente e con certezza la norma che rende obbligatorie le operazioni di trattamento e non è infatti possibile servirsi della norma poi per allargare diciamo, questo trattamento a finalità ulteriori rispetto a quelle esplicitate, quindi naturalmente mi dovrò limitare al trattamento che la norma mi legittima a compiere. Il trattamento dei dati personali può anche giustificarsi sulla base della necessità di salvaguardare degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica. Quindi in questi casi l'individuo non è in pratica nelle condizioni di esprimersi sul trattamento che lo riguarda, né di ricevere l'informativa prima che il trattamento inizi. In tutti questi casi il trattamento può avvenire senza altre condizioni, però appena possibile il titolare dovrà fornire l'informativa all'interessato. In tutti i casi di emergenza, emergenza sanitaria, emergenza umanitaria, catastrofi, eccetera, questa base giuridica appunto giustifica il trattamento. Il trattamento dei dati può essere effettuato anche in caso di necessità derivante dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il titolare. Quindi i casi in cui il titolare è incaricato per legge di effettuare trattamenti connessi all'esercizio di pubblici poteri o investiti di compiti di interesse pubblico sono individuati espressamente dalla legge. E quindi vi sono delle norme, in particolare contenute nell'ultimo decreto legislativo, il 101 del 2018, che elenca proprio i principali trattamenti che si giustificano su questa base normativa. Ad esempio, vediamo che la tenuta di atti o registri, pubblici registri, oppure l'accesso a documenti amministrativi, l'elettorato attivo o passivo, la sanità, appunto l'ambito della sanità, dell'assistenza sanitaria, l'istruzione, la protezione civile, l'instaurazione, gestione e estinzione di rapporti di lavoro, sono tutti casi in cui appunto se questo avviene nell'esercizio di poteri pubblici connessi comunque al pubblico, sono appunto giustificati senza necessità di raccogliere il consenso. Infine il GDPR stabilisce che è possibile effettuare un trattamento dei dati personali quando esso è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi anche, a condizione che non prevalgano però su questo legittimo interesse gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato. Il concetto appunto di interesse legittimo non è per nulla semplice, diciamo, da comprendere. Quindi il GDPR propone alcuni esempi di trattamenti effettuati sulla base di un legittimo interesse che magari ci aiutano a capire meglio. Quindi sono i seguenti. Ad esempio, sono basati sull'interesse legittimo il trasferimento di dati di clienti o dipendenti ai fini di amministrazione interna da parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati ad un organismo centrale.
Quindi quando si ha un gruppo di imprese che affidano a trattamenti dati relativi ai rapporti di lavoro in essere con i dipendenti o con l'amministrazione ad un ufficio unico, centralizzato, la comunicazione è considerata, diciamo, insita nell'organizzazione interna e quindi in realtà non ho necessità di trattare questa comunicazione come una vera comunicazione che necessiterebbe dell'acquisizione del consenso, ma mi baso appunto su un interesse legittimo e quindi il consenso non va raccolto. Lo stesso avviene nell'ottica di prevenire delle frodi, quindi sono considerati leciti, ad esempio, i trattamenti finalizzati a verificare che un pagamento elettronico sia andato a buon fine, o quelli finalizzati a rintracciare un debitore che si è reso irreperibile e ha smesso di corrispondere pagamenti dovuti per l'uso, ad esempio, di un bene acquistato o noleggiato. Quindi tutti i controlli, tutti i trattamenti che io faccio nell'ottica di prevenire le frodi sono considerati leciti sulla base di un interesse legittimo. Anche effettuare un trattamento di dati relativi al traffico di rete per garantire la sicurezza della rete e dell'informazione può essere considerato lecito in virtù di un legittimo interesse dei titolari o anche di terzi. Può essere considerato legittimo anche il trattamento per finalità di marketing diretto. Quindi non bisogna però confondere questo tipo di marketing, che è appunto diretto, basato sull'interesse legittimo, con il trattamento effettuato per finalità di marketing che invece necessita del consenso, perché nel primo caso il titolare potrà contattare ad esempio il cliente per comunicargli la disponibilità di prodotti analoghi a quelli che il cliente ha già acquistato, mentre non potrà inviargli comunicazioni commerciali non attinenti alla relazione instaurata, ad esempio per profilarlo o inviargli messaggi promozionali o di tipo commerciale. Quindi se ho comprato un certo bene, mi sono ad esempio iscritto ad una newsletter o comunque ho acquistato, diciamo, un determinato bene, potrò essere ricontattato, mi potrà essere quindi inviato un'email, ad esempio, in cui mi si offre quel medesimo bene, magari un modello diverso, eccetera, e senza necessità che io abbia dato il mio consenso. Ma se invece io sono non ero un cliente precedentemente e non potrò essere contattato per finalità di marketing se non previo il mio consenso. Può essere lecito da parte anche del titolare datore di lavoro, diciamo, trattare i dati personali allo scopo di garantire la sicurezza dei suoi dipendenti e dei beni aziendali loro affidati per proteggere adeguatamente le sedi di lavoro. Quindi, ad esempio, ci sono casi in cui i sistemi di videosorveglianza appunto sono installati senza necessità di acquisire il consenso. Naturalmente devono essere segnalati, ma non ho bisogno di acquisire il consenso, ma basandomi semplicemente sull'interesse legittimo io compio un trattamento lecito. Nella stessa maniera, quindi, è interesse legittimo di ogni impresa proteggere i propri sistemi informativi, quindi ad esempio installando dei software di controllo degli accessi per prevenire furti o altro. Ecco. Anche in questo caso potrò basare il trattamento sul legittimo interesse. I dati personali possono essere oggetto di trattamento anche per pianificazione e programmazione dell'attività all'interno dell'impresa senza necessità di acquisire consenso. Infine, un'impresa potrà trasmettere i dati personali dei propri dipendenti a clienti e fornitori perché è suo interesse rispettare ad esempio degli impegni contrattuali assunti o curare le relazioni commerciali con clienti e fornitori. Quindi potrò ad esempio indicare determinate persone come appunto miei dipendenti a fornitori perché siano come persone di riferimento, ad esempio, per determinati progetti all'interno dell'azienda, senza richiedere il consenso dei diretti interessati. E cosa diversa quindi quando, cioè dall'informativo, dal basare il consenso su queste 6 basi, appunto, è invece il caso in cui proprio ho necessità di acquisire il consenso dell'interessato per poter eseguire il trattamento.
Quindi nei casi appunto in cui il trattamento abbia come base giuridica il consenso, il titolare dovrà acquisire il consenso in forma cartacea o elettronica, precisando nel modulo cartaceo o informatico per quale finalità viene richiesto il consenso. Dovrà fornire naturalmente le informazioni utili a far capire all'interessato con quali modalità si svolgerà il trattamento e quindi il consenso in questo caso deve essere appunto specifico ed informato. Sarebbe opportuno predisporre il modulo in modo da prevedere comunque sia la possibilità di concedere che quella di negare il consenso. Però se si sceglie il metodo delle caselle, queste non dovranno mai essere precompilate, perché il consenso deve essere appunto espresso mediante una dichiarazione positiva. Quindi, sotto riportato come vedete, c'è l'esempio, quindi se mi avvalgo del sistema delle caselle, sarà il diretto interessato a dover fare la spunta sull'opzione che ha scelto. Un altro adempimento che appunto riguarda le imprese è, e quindi in generale diciamo i titolari del trattamento, è quella di munirsi di un registro dei trattamenti. Quindi la norma, il GDPR, stabilisce che sono esonerati da quest'onere le imprese e le organizzazioni con meno di 250 dipendenti. Tuttavia, anche le imprese e le organizzazioni con meno di 250 dipendenti dovranno dotarsi di questo registro se compiono trattamenti che presentano un rischio per i diritti e per le libertà dell'interessato, ad esempio, oppure se il trattamento non sia occasionale o include il trattamento di categorie particolari di dati o dati personali che si riferiscano a condanne penali o a reati. Quindi, in buona sostanza, l'esenzione ha un carattere sostanzialmente marginale, perché se stabilisco che comunque chiunque esegua trattamenti non occasionali deve munirsi di un registro, capiamo bene che l'onere in realtà è sì, molto esteso, insomma. Il registro quindi del titolare del trattamento deve avere un contenuto minimo di informazioni, quindi dovrò indicare il nome del titolare o contitolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati, i loro dati di contatto, quindi un indirizzo, un'email, una PEC. Dovrò poi illustrare naturalmente le finalità del trattamento, le categorie degli interessati, i dati trattati che vado a trattare, le categorie dei destinatari, poi dovrò indicare se trasferisco i dati ad esempio verso un paese terzo e quali siano in questo caso le garanzie adottate. Dovrò inoltre indicare appunto i termini temporali, quindi entro cui si compie il trattamento, e prevedere quindi dei termini per la cancellazione, quindi dei termini insomma al di là dei quali la conservazione non proseguirà più. Naturalmente dovrò specificare le misure di sicurezza tecniche e organizzative che ho adottato con riferimento all'attività di trattamento. E quindi diciamo che sebbene in alcuni casi appunto non obbligatorio, è evidente che il registro diventa quasi la prova in pratica, l'occasione appunto per dare prova e quindi documentare l'avvenuto adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e di privacy da parte del titolare. Quindi nel momento in cui egli dovrà dimostrare che misure ha adottato, potrà esibire appunto il registro in cui queste misure sono appunto indicate. Il titolare potrebbe anche poi inserire all'interno del registro ulteriori informazioni libere, quindi non obbligatorie, però che egli magari ritiene di inserire proprio anche con finalità probatoria. Anche il responsabile dovrà avere un registro appunto dei trattamenti, dovrà tenere appunto un registro in cui indicare quindi il nome e i dati di contatto suoi e anche di eventuali subresponsabili. Dovrà indicare anche il titolare del trattamento per conto del quale agisce e, se è presente, il responsabile della protezione dei dati personali. Poi dovrà indicare le categorie dei trattamenti effettuati per conto del titolare,
se effettua trasferimenti di dati verso paesi terzi, e descrivere quindi in modo almeno generale le misure di sicurezza e organizzative adottate. Naturalmente, come previsto appunto dal registro dei trattamenti del titolare, anche in questo caso potremo avere un contenuto informativo ulteriore rispetto a quello obbligatorio, attraverso il quale il responsabile potrà dare conto al titolare di avere rispettato in modo diligente le responsabilità che su di esso incombono. Potrebbe quindi risultare utile, ad esempio, fare menzione nel registro se si aderisce ad un codice di condotta o se si sono adottati dei meccanismi di certificazione. Tanto il registro dei trattamenti del titolare quanto quello del responsabile devono essere aggiornati in tempo reale. Quindi il compito potrà essere affidato al responsabile per la protezione dei dati, che è appunto una figura interna all'organizzazione del titolare, e che potrà proprio essere utilizzata anche con la finalità di assicurare una tenuta e un aggiornamento costante del documento. Il registro potrà inoltre costituire un utile strumento per la formazione del personale e pertanto se ne potrà garantire l'accessibilità a tutti i soggetti che effettuano appunto il trattamento. Da ricordare che la mancata adozione del registro è sanzionata con una pena pecuniaria di 10.000 euro e per le imprese con una sanzione che può arrivare fino al 2% del fatturato dell'esercizio precedente. Quindi è importante appunto tenersi in regola rispetto a questi obblighi di legge, insomma. Passiamo invece a tutt'altro, diciamo, argomento che invece è la privacy e la scuola. Quindi il tema della privacy a scuola e della tutela dei dati personali coinvolge sia soggetti come gli studenti, che per lo più sono minori, sia i loro familiari, sia anche naturalmente gli insegnanti. In particolare negli ultimi mesi il tema si è reso particolarmente attuale e interessante per il fatto che la scuola è spesso stata costretta a ricorrere alla cosiddetta DAD, quindi alla didattica a distanza. Questo a causa appunto dell'emergenza sanitaria in corso. Come abbiamo già detto ieri, appunto nel nostro primo incontro, in Italia la disciplina della privacy è contenuta nel regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che è appunto conosciuto sotto l'acronimo di GDPR, che è entrato in vigore dal 25 maggio del 2018. Rimangono comunque in vigore anche il codice della privacy, che è stato però novellato dal decreto legislativo 101 del 2018. La privacy risulta inoltre disciplinata anche attraverso provvedimenti, circolari e FAQ che sono reperibili sul sito del Garante e con riferimento alla scuola in particolare risultano molto rilevanti le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione, quindi del MIUR. Come abbiamo detto ieri, appunto, ci sono casi in cui la liceità del trattamento dei dati personali prescinde dall'acquisizione del consenso dell'interessato e quindi si basa su altri fattori espressamente previsti in legge. Nel caso della scuola, il trattamento dei dati personali, connesso alla gestione del rapporto appunto tra la scuola e lo studente, avviene senza la necessità del consenso dell'interessato. Questo perché appunto la scuola è un soggetto pubblico che sovrintende all'esecuzione di un compito di interesse pubblico che, come abbiamo visto, appunto rientra nei casi in cui il legislatore ha stabilito di prescindere dal consenso per garantire la continuità e quindi evitare paralisi. Naturalmente ci sono casi in cui anche la scuola deve acquisire il consenso dell'interessato per svolgere alcuni tipi di trattamento che non si giustificherebbero appunto nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Quindi, ad esempio, se la scuola avesse un sito sul quale ha intenzione di pubblicare foto di studenti, video di recite scolastiche, eccetera, è evidente che questo tipo di trattamento necessiterebbe del consenso dell'interessato o dei suoi genitori se è minorenne, se lo studente è minorenne. Tutte le scuole, quindi sia quelle pubbliche che quelle private, in ogni caso hanno l'obbligo di far conoscere quindi agli interessati, con le modalità ritenute più opportune, quindi anche online,
come vengono trattati i loro dati personali, quindi quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati, a quale fine, e sono quindi tenuti a fornire tutte le informazioni mediante il rilascio dell'informativa privacy. Quindi ogni interessato potrà conseguentemente esercitare tutti i diritti posti a tutela della privacy e quindi che la normativa gli riconosce e di cui abbiamo parlato appunto ieri, quindi il diritto di conoscere se sono conservate informazioni che lo riguardano, il diritto di rettificarle se erronee o comunque non aggiornate e in generale quindi di avere accesso a tali informazioni. Anche gli istituti scolastici sono obbligati a tenere il registro delle attività di trattamento e a tale proposito il MIUR, con una nota che è la numero 877 del 3 agosto 2018, ha trasmesso alle scuole uno schema di registro al fine di supportarle nella corretta compilazione di questo strumento, fornendo quindi un'apposita guida operativa, fermo restando che comunque gli istituti godono di autonomia e quindi il contenuto potrà essere integrato secondo le loro decisioni. Quindi la bozza, comunque che è stata messa a disposizione appunto dal MIUR, prevede che all'interno del registro io possa individuare, quindi acquisire, insomma, e gestire le domande di iscrizione, quindi le iscrizioni, possono esserci poi acquisiti in documentazione aggiuntiva. Ci saranno dati appunto degli alunni, naturalmente tutte le informazioni relative ai contratti a tempo indeterminato del personale docente, anche quelli con i contratti che sono vestiti con contratti a tempo determinato, ad esempio le supplenze, e quindi questo è all'incirca lo schema da seguire. Circa i trattamenti che la scuola può effettuare, ci sono appunto varie indicazioni, in questo caso da parte del MIUR o da parte del garante. Il garante ha ad esempio chiarito che gli scrutini o gli esami di Stato sono da ritenersi pubblici. Pertanto le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette al regime di conoscibilità, come stabilito dal MIUR. Quindi l'istituto scolastico deve naturalmente evitare di fornire pubblicamente informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati non pertinenti. Quindi se ad esempio ci sono studenti che in quanto affetti da disturbi specifici di apprendimento sono ammessi a prove differenziate, sul tabellone non dovrò trovare riferimento a queste prove, perché le attestazioni relative saranno rilasciate esclusivamente allo studente interessato. Il codice della privacy prevede inoltre che, proprio per agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale degli studenti, gli istituti scolastici, su richiesta però degli interessati, possono comunicare o diffondere anche per via telematica dati relativi agli esiti formativi degli studenti ed altri dati personali, purché non sensibili, pertinenti alle predette finalità, sempre che ciò sia stato appunto indicato nell'informativa. Quindi nell'interesse in pratica degli studenti, l'istituto li informerà che potranno essere divulgati appunto i dati relativi ad esiti formativi che loro hanno seguito, ad esempio tirocini o altro. Per quanto riguarda poi l'utilizzo degli smartphone all'interno delle scuole, questo aspetto viene disciplinato direttamente dall'istituto con specifica delibera del collegio docenti. Naturalmente negli istituti in cui l'uso degli smartphone è consentito, rimane inteso che l'utilizzo debba avvenire esclusivamente per fini personali, comunque nel rispetto dei diritti, come ad esempio in particolare quello all'immagine, delle persone coinvolte. Per cui, in base appunto alla normativa, noi avremo istituti che disporranno, ad esempio, la consegna obbligatoria del cellulare da parte degli studenti all'ingresso della scuola e in alcuni casi anche il posizionamento proprio in appositi armadietti chiusi a chiave dagli insegnanti per evitarne l'utilizzo. Altri istituti invece in cui il cellulare potrà essere tenuto, purché tenuto chiuso durante tutto l'orario delle lezioni,
e quindi senza che ne venga chiesta la consegna all'ingresso a scuola. Quindi appunto ciascun istituto si regolerà come meglio crede. Per quanto riguarda le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, ad esempio se parliamo di scuole come le scuole appunto primaria, diciamo, le foto quindi o i video effettuati dai genitori durante le recite, le gite, i saggi, eccetera, sono considerate come sempre raccolte a fini personali, possono essere destinate quindi all'ambito familiare o amicale, ma per essere pubblicate su internet o sui social network è indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale se le immagini sono relative a dei minori. Evidentemente, diciamo, la stessa regola vige per gli studenti, cioè quando sono gli studenti a girare video o fare fotografie, ad esempio che riprendono i compagni di scuola. Quindi non è consentito procedere a pubblicazioni non autorizzate se manca appunto il consenso del diretto interessato, quello dei genitori se l'altro è un minore. Per quanto riguarda invece l'installazione di telecamere all'interno degli istituti scolastici, questo aspetto è considerato lecito, purché venga garantito il diritto dello studente alla riservatezza, cosa che avviene sia mediante la segnalazione della presenza degli impianti, che quindi deve essere segnalata con cartelli, sia attivando le telecamere che inquadrano eventualmente l'interno dell'istituto solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastica o extrascolastica. Se invece le riprese riguardano l'esterno della scuola, è importante accertarsi che l'angolo visuale delle telecamere sia delimitato, quindi non prenda più del necessario, quindi dell'ingresso, ad esempio, della scuola. Con riguardo alla privacy degli studenti e dei professori, oggetto appunto di riflessione, soprattutto appunto con riguardo alla didattica a distanza, va segnalato il provvedimento 64 del 26 marzo del 2020 del Garante, che ha fornito le prime indicazioni in tema di didattica a distanza e digitale integrata. Nel provvedimento il Garante ha ricordato che le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati di docenti, alunni, studenti, genitori tramite i servizi di DAD, poiché tale trattamento è ricollegabile alle funzioni appunto istituzionalmente assegnate alle scuole e agli atenei e dunque non è necessario richiedere uno specifico consenso. Ad ogni modo, proprio in quanto titolari del trattamento, sono sempre gli istituti scolastici a fornire un'adeguata selezione e configurazione degli strumenti impiegati per la DAD. Quindi si tratta di scelte che devono tenere conto del contesto didattico, delle finalità dell'insegnamento e dei rischi per i soggetti coinvolti. Quindi naturalmente anche la scelta dei fornitori IT è molto importante, quindi il Garante in particolare rileva che se il trattamento dei dati attraverso la piattaforma viene effettuato per conto di un istituto scolastico, è necessario che gli istituti nominino i fornitori di IT come loro responsabili del trattamento e vigilino naturalmente sul fatto che i dati trattati per loro conto siano utilizzati esclusivamente per finalità legate alla DAD. Il Garante ha infatti rilevato che alcune piattaforme offrono servizi ulteriori rispetto a quelli legati funzionalmente ai fini didattici. Quindi è necessario configurare le stesse in modo che venga rispettato il principio di minimizzazione, anche prevedendo un termine di cancellazione dei dati al termine del progetto didattico. Il Garante ha inoltre ritenuto che in taluni casi l'istituto dovrebbe dotarsi di una valutazione di impatto. Quest'obbligo, diciamo, non grava però nel caso in cui parliamo di un singolo istituto. Quindi se però parliamo ad esempio di un istituto comprensivo che quindi raccoglie al suo interno più istituti, è molto probabile che
che ci sia appunto questo obbligo, quindi di munirsi di una valutazione di impatto, che è appunto un documento che valuta i rischi e quindi l'impatto, diciamo, che il trattamento può avere sulla protezione appunto sui dati stessi. Nel maggio del 2020 il Garante ha inoltre pubblicato sul proprio sito proprio delle FAQ relative al trattamento dei dati personali in ambito scolastico, con riferimento all'emergenza sanitaria da Covid. Quindi in queste FAQ, oltre a ribadire i concetti già visti, appunto, il Garante ha stabilito che non è la scuola a poter comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al Covid. Quindi spetta sempre alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine poi di attivare le previste misure di profilassi. Quindi l'istituto è solo tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie affinché queste possano poi ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché sotto altro profilo ad attivare le misure di sanificazione necessarie. A seguito dell'emergenza pandemica, poi il MIUR ha anche pubblicato una guida completa sulla didattica digitale integrata e sulla tutela della privacy, contenente delle indicazioni generali, come ad esempio il fatto che con riguardo alla base giuridica appunto è esclusa la richiesta del consenso, poiché è un trattamento necessario collegato all'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola. All'interno di questa guida troviamo inoltre delle indicazioni in merito alle misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza dei dati da adottarsi. Nel sito invece del MIUR troviamo una sezione appunto che è intitolata Domande e risposte, in cui ci sono degli spunti interessanti, ad esempio sempre in tema legato scuola e Covid, diciamo. Quindi tra le risposte pubblicate, interessante in particolare quella relativa alla misurazione della temperatura corporea degli alunni. In questa risposta, diciamo, viene ricordato che tale rilevazione deve essere effettuata a casa da ciascuno, quindi, e quindi è richiesto agli studenti e alle famiglie di non presentarsi a scuola in caso di temperatura superiore ai 37 gradi e mezzo, essendo permessa appunto nei locali scolastici la misurazione della temperatura per i soli alunni sintomatici. Quindi vediamo come tante, diciamo, e diverse sono le problematiche privacy che presenta il settore della scuola, quindi è una materia molto ampia e quindi è importante comunque imparare a padroneggiare appunto la materia sia per gli studenti che per gli insegnanti. A questo punto passerei appunto ad analizzare una serie di casi, quindi saltando un po' diciamo di palo in frasca, perché per dare diciamo un taglio più pratico a questo seminario appunto ho tentato di raccogliere alcune problematiche, focalizzarmi insomma su determinate problematiche che mi sono capitate diciamo in ambito lavorativo o anche quelle che insomma penso possano interessare maggiormente, ecco. Ad esempio, appunto, come in occasione di una domanda che è stata posta ieri, diciamo, si è parlato, ma adesso lo ripeterò perché magari appunto non, sì, le persone che assistono oggi sono diverse. Quali sono quindi le problematiche privacy che può generare l'uso di un'app? Certamente appunto ognuno di noi avrà avuto almeno una volta, diciamo, la necessità o comunque l'intenzione di scaricare sul proprio smartphone un'app. E ci sono tantissime app, quindi quelle per rilevare le condizioni meteorologiche, riconoscere le piante quando non si sa il nome, decifrare un cielo stellato, oppure fare acquisti online, ascoltare la musica, quindi le app ormai sono infinite sostanzialmente. E si può notare come appunto nel momento in cui io vado a fare il download della app ci viene chiesto di acconsentire al trattamento dei nostri dati personali, che in questo caso specifico vengono raccolti attraverso l'uso dei cookie.
I cookie non sono stati oggetto di questa nostra conversazione virtuale, però accenno al fatto che si tratta appunto di stringhe di testo che il browser di ciascuno di noi salva sul nostro computer o sullo smartphone ogni volta che noi accediamo ad un sito, a meno che questa funzione non sia disattivata, perché potrei anche appunto disattivarla. Quindi la normativa attuale prevede che i gestori dei siti informino l'utente della tipologia di cookie utilizzati dal sito, di modo che prima di proseguire nella navigazione l'utente acconsenta quantomeno ai cookie necessari, cioè che sono poi quelli che consentono proprio la fruizione del sito da parte dell'utente. Il mancato consenso da parte dell'utente rispetto ai cookie necessari, e quindi che sono di natura tecnica, non consentirà proprio all'utente di proseguire nella navigazione. Però ci sono altri tipi di cookie, quindi ci sono cookie di profilazione, ad esempio, quelli con finalità di marketing e quelli con finalità statistiche. E l'utente deve sempre poter scegliere liberamente rispetto a questi tipi di cookie se prestare o meno il suo consenso, senza che il suo diniego gli impedisca la navigazione, perché in caso contrario saremo proprio di fronte a un consenso non libero e quindi ad un abuso, quindi sostanzialmente un trattamento illecito. Tanto più che la Corte di Giustizia della Comunità Europea, dell'Unione Europea, ha precisato che il consenso deve essere espresso in modo attivo e volontario, oltre che informato. Quindi non mi potrò trovare di fronte a delle caselle già spuntate, già barrate, ma dovrò effettuare una scelta in modo attivo, quindi apponendo da me il segno di spunta in corrispondenza della scelta effettuata. Quindi ormai diciamo per noi è normale trovarci di fronte a dei banner che ci chiedono il consenso all'uso dei cookie e la maggior parte appunto, sono sicura di questo, cerca appunto di togliersi intorno il banner, quindi cliccare il prima possibile su accetto tutti i cookie senza magari riflettere appunto su come poi proseguirà la navigazione. Bisogna quindi sapere che una spunta di accettazione senza riserve, quindi su accetta tutti i cookie, farà sì che la nostra navigazione sia poi disturbata continuamente dall'apertura di nuovi banner promozionali, perché certamente l'impostazione sarà quella, cioè accettando tutti i cookie, accetto anche quelli di profilazione o di finalità di marketing e quindi è ovvio che subito dopo mi si propongono appunto dei banner che hanno finalità di marketing. Per cui sarebbe consigliabile appunto soffermarsi magari qualche secondo in più e cliccare l'altro tasto. Quindi di solito c'è approfondisci oppure regola l'uso dei cookie o altre formule, comunque è l'altro tasto, diciamo rispetto ad accetta tutti i cookie. In questo modo vado a vedere come si svolge l'acquisizione dei miei dati attraverso i cookie e quindi facendo poi le spunte solamente su quelli necessari, quelli tecnici, salvando il tutto, poi potrò proseguire nella navigazione, non sarò interrotto magari dai banner che hanno contenuto di marketing o di profilazione. Passando invece all'ambito più prettamente appunto aziendale o del lavoro, ci si chiede come vada gestito l'indirizzo email di un ex dipendente. Cioè, l'accesso del datore di lavoro alle mail aziendali del dipendente è stata ritenuta lecita, con delle limitazioni naturalmente, ma lecita, se appunto avviene secondo i criteri stabiliti dal garante e naturalmente solo se questo è stato informato preventivamente appunto che, che saranno svolti dei controlli sulla corrispondenza aziendale. E naturalmente quindi il dipendente dovrà ricevere un'informativa rispetto a questo e rispetto anche alle modalità e le motivazioni del controllo. Quindi non potrò fare un controllo perché mi va, diciamo, ma deve essere sempre un controllo finalizzato a qualche tipo di scopo, insomma, ecco. Ma che cosa ne è quindi dell'indirizzo quindi l'indirizzo email del dipendente se questo cessa di lavorare?
La problematica è emersa appunto dal caso di un ex dipendente che si era accorto che nonostante egli non lavorasse più per il suo ex datore di lavoro, la sua email, che in questo caso era costituita proprio da nome e cognome, era ancora attiva. Egli si accorgeva quindi che mandando un'email alla sua stessa casella, in automatico veniva reindirizzato in modo automatico sulla casella di un altro dipendente. Allora, in questo caso, appunto, la condotta del datore di lavoro che mantenga in essere la casella email di un dipendente cessato con reindirizzo automatico della corrispondenza che gli transita ad un altro dipendente viola il codice della privacy. Perché, e quindi l'ex dipendente può chiederne e pretenderne la chiusura immediata. Quindi il datore di lavoro, per essere in regola, dovrà comunicare a tutti i terzi che con questo soggetto avevano uno scambio di corrispondenza che la casella è stata dismessa e che l'attuale nuovo contatto a cui ricorrere è un altro, ma non potrà per ragioni diciamo di comodità impostare un reindirizzamento continuando quindi sostanzialmente a mantenere attiva quella casella, perché questa appunto reca nome e cognome di una persona che non è più dipendente, quindi rispetto alla quale io non ho più diritto a compiere trattamenti dei dati. Un'altra problematica che potrebbe essere interessante è quella se è illecito pubblicare in internet o attraverso i social fotografie scattate nell'ambito di luoghi privati. Quindi immaginiamo di trovarci ad una festa tra amici e alcuni di loro scattano delle foto di gruppo col cellulare. La domanda che dovremmo porre è: ma posso pubblicare queste foto in internet o su canali social come Facebook, Instagram o simili? La risposta è no, diciamo, nel senso che il fatto che la persona ritratta nella foto sia consenziente alla foto, quindi allo scatto, non significa che lo sia anche alla pubblicazione su internet o sui social o su qualunque altro sistema di pubblicazione. E quindi è sempre necessario acquisire il consenso dell'interessato alla pubblicazione ed è poi altrettanto importante poter dare prova del consenso acquisito. Chiaramente è difficile che io vada a farmi firmare diciamo, un consenso scritto dai miei amici, no? Quindi di norma la liberatoria scritta è quella che viene acquisita da fotografi professionisti. Però sarà ad esempio importante avere quantomeno dei testimoni che confermino l'acquisizione del consenso da parte mia. E quindi in mancanza potrei espormi a delle contestazioni. È diverso il caso in cui lo scatto avvenga in un luogo pubblico, perché se mi trovo ad un evento pubblico, a una manifestazione o semplicemente a passeggiare per le vie della mia città e qualcuno scatta delle foto che includono me o altri passanti e poi queste foto vengono pubblicate, magari come integrazione diciamo, a una notizia giornalistica in cui si parla dell'evento, della manifestazione, non potrò invocare la violazione della privacy, in quanto fintanto che vi è una relazione tra lo scatto e la notizia giornalistica, il diritto di cronaca diviene il fondamento giuridico che consente di effettuare una pubblicazione lecita, quindi a prescindere dal consenso dell'interessato. Purtroppo non sempre questo si verifica, per cui ci sono anche tante testate giornalistiche che procedono a pubblicazioni illecite. Quindi mi è capitato più volte di assistere clienti che si erano appunto ritenuti lesi da pubblicazioni di quotidiani che avevano pubblicato la loro immagine senza che ce ne fossero appunto i presupposti. Ci potremmo anche porre un'altra domanda, ma è lecito che il datore di lavoro pubblichi fotografie dei propri dipendenti sulla pagina Facebook dell'azienda? È diventato molto frequente infatti da parte delle aziende procedere alla pubblicazione sulla propria pagina Facebook o su altri canali social fotografie che ritraggono i dipendenti, anche in momenti di svago, ad esempio organizzati dalle aziende, o comunque delle foto di gruppo per sottolineare, diciamo, l'armonia tra il personale, quindi fornire un'immagine aziendale rassicurante. Però ci si deve chiedere se queste pubblicazioni siano lecite o meno.
Quindi certamente si tratta di pubblicazioni che necessitano dell'acquisizione del consenso del diretto interessato, per cui il datore di lavoro dovrà prima fornire una corretta informativa, rendendo noto al dipendente che, previo appunto il suo consenso, la sua immagine potrà essere riprodotta in foto o video caricati sulla pagina Facebook aziendale e contestualmente o comunque successivamente acquisire il consenso scritto del dipendente. E facendo invece un ragionamento al contrario, è lecito che il dipendente pubblichi sui social, sulla propria immagine Facebook ad esempio, delle immagini aziendali o di luoghi di lavoro privati? La risposta è no, perché si tratta di violazioni della privacy. Quindi certamente il datore di lavoro dovrà richiamare l'attenzione del dipendente, magari attraverso appunto una circolare affissa all'albo in azienda, che è vietato caricare sul proprio profilo social o in internet foto afferenti agli ambienti di lavoro o informazioni aziendali riservate. Ciò perché queste foto sono da ritenersi scattate in un luogo privato e potrebbero quindi dar luogo alla violazione, oltre che della privacy degli altri dipendenti, anche della riservatezza rispetto alle scelte del datore di lavoro in ambito aziendale. Ma naturalmente tante volte magari il dipendente agisce con leggerezza, ma non con finalità diciamo negative, anche volendo magari sottolineare come nella sua azienda certe prassi si svolgano in un certo modo anche virtuoso. Ed è per questo diciamo, che l'azienda deve comunque informarlo diciamo, della sua, attraverso l'informativa, quindi o la circolare, che questo non è possibile, perché magari anche per ingenuità certi comportamenti possono verificarsi, ecco. E potrebbero dar luogo certo a delle richieste risarcitorie del datore di lavoro o magari a sanzioni disciplinari, quindi è sempre meglio essere informati, quindi è sempre meglio che il datore ovviamente informi il dipendente della sua posizione. Quando invece chiaramente il dipendente pubblica delle foto di gruppo di colleghi, magari ritratti all'interno dell'azienda, naturalmente lo potrà fare, diciamo, con il consenso dei colleghi, ma non è che l'assenza, diciamo, del consenso determinerà una violazione commessa rispetto ai colleghi. Quindi non potranno essere sollevate, diciamo, delle contestazioni nei confronti dell'azienda, cioè che magari non ha impedito, diciamo, questa operazione di questa pubblicazione. Quindi sarà responsabilità individuale di chi ha scattato la foto di risponderne nei confronti di chi si ritiene leso, insomma. Un'altra domanda che si pone è se sia lecito pubblicare i voti degli studenti. I voti dei compiti in classe, dell'interrogazione, quindi gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, sono, come abbiamo detto, pubblici. Quindi le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette al principio della trasparenza e al regime della conoscibilità come stabilito dal MIUR. È necessario però, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami, nei tabelloni, che l'istituto, appunto, come abbiamo detto prima, eviti di fornire anche indirettamente informazioni sulle condizioni di salute degli studenti. Per cui sicuramente è lecito pubblicare i voti, però come abbiamo detto, se ci sono dei dati sensibili o dei dati cosiddetti particolari, l'istituto non è autorizzato a fare appunto comunicazioni al riguardo. Dunque, la lezione svolta in DAD può essere registrata dagli studenti. Questo è un argomento assai spinoso, diciamo. Effettivamente esistono dei programmi appunto che consentono di registrare le video lezioni e di rivederle in momenti successivi a quella che può essere considerata la diretta, diciamo, in tempo reale della lezione a distanza. Per regolamentare questa possibilità, il Ministero dell'Istruzione ha pensato di fornire alcuni chiarimenti
relativi alla possibilità di registrazione delle lezioni che vengono svolte utilizzando la DAD. In tema, peraltro, si è espresso anche il garante. Quindi, in generale, non è ammesso appunto registrare la video lezione vera e propria, cioè quella nella quale vengono manifestate le cosiddette dinamiche di classe. Quindi la lezione a distanza, quella con il docente che spiega, con gli alunni collegati online a seguire la lezione da casa, non può essere registrata, perché come per la didattica in presenza, anche per quella a distanza, il punto principale su cui concentrarsi appunto è l'interazione tra insegnanti ed alunni, e quindi dal punto di vista pratico è come se si fosse in una classe fisicamente. Quindi così come non posso registrare, diciamo, una lezione tenuta dal mio insegnante in classe, così non posso videoregistrare nemmeno la lezione a distanza. Nell'ambito invece della didattica digitale integrata, il docente può mettere a disposizione degli studenti anche per il tramite delle piattaforme utilizzate appunto a questi fini, materiali didattici consistenti in proprie videolezioni su specifici argomenti per la consultazione, quindi e i necessari approfondimenti da parte degli alunni. Veniamo ad esempio a una cosa proprio di natura pratica, cioè è lecito che i negozi chiedano i nostri dati personali quando vogliamo aderire a un programma di fidelizzazione. Quindi è molto frequente ormai appunto sentirsi chiedere al momento del pagamento presso un esercizio commerciale se abbiamo la tessera o se abbiamo aderito ad un programma di Fidelity Card, e che prevede l'acquisto quindi di punti per ogni acquisto effettuato e il riconoscimento di sconti, premi e il raggiungimento di certi obiettivi di punteggio. A quel punto, se si decide di ottenere la carta fedeltà, attirati quindi da possibili sconti, il negoziante ci sottopone un modulo con il quale raccoglierà i nostri dati. Alcuni saranno obbligatori ed altri saranno facoltativi. Vige infatti per il titolare del trattamento l'obbligo di minimizzare i dati, ovvero chiedere solo quelli strettamente necessari, che di solito ci vengono indicati con un asterisco, quindi quelli obbligatori. Bisognerà quindi sempre però prestare molta attenzione a quello che ci viene chiesto, cercando di limitare la compilazione ai dati strettamente necessari, evitando di fornire magari il numero di cellulare perché si rischia poi di essere soddisfatti di messaggi promozionali indesiderati, e quindi è sempre meglio lasciare come dato di contatto l'indirizzo email, perché risulterà magari più semplice disiscriversi dal programma di fidelizzazione. Ecco, un'altra domanda, un altro quesito che magari può essere interessante, qualcuno si può porre: è lecito che il nostro numero di telefono sia usato per effettuare sondaggi elettorali prima delle elezioni? Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, vediamo come i partiti, gli organismi politici, i comitati, eccetera, eccetera, e anche i singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni. Quindi infatti vediamo come le nostre cassette della posta sono piene di materiale pubblicitario in concomitanza delle consultazioni elettorali. Quindi possono essere usati anche altri elenchi e registri, diciamo, pubblici in materia di elettorato passivo ed attivo, ed altre fonti documentali, poiché siano accessibili da chiunque, quindi siano pubbliche. Si possono utilizzare, quindi senza previo consenso, anche i dati degli aderenti a partiti, a movimenti politici, eccetera. È necessario però invece il consenso informato per poter utilizzare i recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici, e quindi per effettuare chiamate o anche per inviare SMS o email. Quindi l'obbligo di acquisizione del consenso vige anche per poter trattare i dati reperibili sul web, ad esempio quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica, oppure quelli che sono ricavabili dai forum, dai blog, quelli raccolti automaticamente con appositi software,
le liste di abbonati di provider, ad esempio, o i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale, associative. Quindi non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come ad esempio l'anagrafe della popolazione residente. Non posso usare gli archivi dello Stato civile, ad esempio, cioè trarre da questi delle informazioni, oppure gli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, o quelli di persone iscritte ad albi, quindi ad esempio anche la mia PEC o la mia email che è reperibile attingendo all'albo, non sono utilizzabili a questi fini. Non sono utilizzabili poi i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza, come quelli che potrei ricavare ad esempio dagli organigrammi dei pubblici uffici, che sono appunto in cui ci sono anche dei recapiti telefonici. E non posso utilizzare i dati raccolti da titolari di cariche elettive o di altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato. Quindi ci sono delle cautele particolari da osservare. Ci si può domandare anche se è lecito, ad esempio, che il numero di telefono venga usato con finalità di marketing. La risposta è no. Quindi i cittadini che non desiderano ricevere chiamate promozionali o commerciali possono tutelare la propria privacy ed esprimere il diritto d'opposizione al telemarketing attraverso il registro pubblico delle opposizioni, così come stabilisce il DPR 178 del 2018. Tuttavia, a 10 anni, diciamo, dall'avvio del registro pubblico delle opposizioni, che tutela la privacy dei numeri pubblicati negli elenchi telefonici, è addirittura d'arrivo anche l'estensione del servizio a tutti i numeri nazionali, cellulari inclusi, anche se non pubblicati in elenco. Quindi c'è un progetto che prevede l'estensione, diciamo, della non contattabilità non solo di coloro che sono inseriti nell'elenco pubblico, in pubblici elenchi, ma anche in generale qualsiasi numero di telefono, anche non pubblicato in elenco. Quindi una volta che l'utente si iscriverà al nuovo registro, verrà, si può dire, azzerato l'elenco dei consensi fornito ai vari operatori, anche magari involontariamente, in modo distratto, e si ripartirà da una situazione in cui nessuno potrà chiamare, quindi per finalità di marketing, ad eccezione dei soggetti che hanno raccolto un consenso nell'ambito di un contratto attivo per la fornitura quindi di beni o servizi. Quindi naturalmente appunto gli utenti avranno sempre la facoltà, anche dopo essersi iscritti nel registro delle opposizioni, di autorizzare uno o più soggetti ad inviare loro comunicazioni commerciali, fornendo un consenso libero, specifico e consapevole. Lo schema di regolamento attuativo previsto dalla legge 5 del 2018, istitutiva appunto del nuovo schermo, diciamo, contro il telemarketing indesiderato, ha raccolto lo scorso luglio il parere del Consiglio di Stato, quindi a gennaio di quest'anno, quindi nel 2021, quello delle commissioni parlamentari competenti. Quindi a questo punto il prossimo passo sarà quello dell'invio al Consiglio dei Ministri per la sua definitiva approvazione. Dopodiché sarà firmato dal Presidente della Repubblica e forse avremo appunto uno strumento di tutela che impedirà appunto tutte queste telefonate che molto spesso non sono gradite, diciamo. Un altro argomento che può forse interessare è quello da quale età in poi i minori possano esprimere validamente il consenso al trattamento dei loro dati personali in relazione alla fruizione di servizi della società dell'informazione. Quindi, in altre parole, a quanti anni un minore può iscriversi ad esempio a un social network da solo, prendendo da solo questa decisione? Il GDPR ha stabilito che per quanto riguarda l'offerta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito solo se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato
dal titolare della responsabilità genitoriale. Tuttavia, sempre il GDPR stabilisce anche che gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a questi 16 anni, ma sempre non inferiore ai 13, quindi età al di sotto dei quali non si può mai scendere. E l'Italia, con il decreto legislativo 101 del 2018, ha previsto che il minore che ha compiuto 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione quindi all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Quindi l'Italia ha scelto di andare al di sotto della soglia dei 16 anni e quindi è arrivata ai 14 anni. Quindi il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore ai 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Quindi, per esempio, se l'adesione ai social network da parte di un minore può avvenire solo rispettando queste soglie. Spetterà quindi al titolare del trattamento compiere ogni ragionevole sforzo per verificare che l'utente abbia raggiunto l'età del consenso digitale e le misure da lui adottate dovranno essere proporzionate alla natura e ai rischi dell'attività di trattamento. È proprio quindi il momento, diciamo, della verifica dell'età che desta maggiori perplessità e preoccupazioni. Secondo il garante, chiedere l'acquisizione di un documento di identità al minore sarebbe pericoloso, nel senso che si verrebbero a creare quindi dei database di milioni di utenti, compresi i bambini, in cui gli indirizzi sarebbero rilevabili dal documento appunto di identità, quindi dei dati ulteriori rispetto a quelli che interessano in realtà il gestore del social network. Quindi per questo motivo si sta valutando effettivamente di adottare un sistema di autenticazione basato sullo SPID. Quindi fornire i minorenni di un'identità digitale permetterebbe di assicurare loro un accesso ai social, cioè assicurare che il loro accesso ai social avvenga nel rispetto dell'età, del limite d'età previsto. Quindi la soluzione proposta ricalcherebbe il modello già in uso per il fascicolo sanitario elettronico. Infatti i genitori o i tutori che hanno già un proprio fascicolo sanitario elettronico possono crearne uno anche per i loro figli minorenni. Quindi non è possibile effettuare la registrazione online dei minorenni, ma il genitore può recarsi negli sportelli dedicati per registrare i minori e associarli, diciamo, al proprio fascicolo sanitario. Quindi trasponendo questa soluzione valida per il fascicolo sanitario in ambito SPID, tutto potrebbe avvenire quindi online. Quindi per rilasciare l'identità digitale ai minori sarà il genitore a fare richiesta, entrerà quindi con il proprio SPID nell'identity provider, dichiarerà di essere padre o madre del minore, di cui fornirà la data di nascita ed altri dati, quali il luogo di residenza. Poi però il gestore consegnerà al genitore un insieme di credenziali con cui sarà il figlio ad accedere al servizio attraverso uno SPID reso anonimo, diciamo. Quindi reso anonimo per chi lo riceve, quindi il gestore, in questo caso le social network, mettiamo, ma con la garanzia dell'età del soggetto che si iscrive al servizio. Quindi al momento, diciamo, tutto questo rimane in fase di progetto, quindi però è una soluzione che sta venendo analizzata appunto. Quindi diciamo che naturalmente l'esigenza di tutela del garante rispetto comunque ai minori ha raggiunto il suo apice con dei fatti di cronaca particolarmente gravi, come quello di una bambina appunto di Palermo morta a seguito di una sfida lanciata su TikTok ed è in conseguenza di questo fatto molto grave che il garante appunto ha assunto degli importanti provvedimenti come quello appunto di limitare in via provvisoria, quindi in sostanza ha bloccato TikTok chiedendo la limitazione provvisoria del trattamento dei dati di tutti quei soggetti per i quali non era possibile risalire all'età, fintanto che quindi per tutto il tempo necessario ad eseguire i controlli anagrafici.
Quindi vediamo insomma che in buona sostanza sì, il tema anche in questo caso è molto vasto e richiederebbe molti approfondimenti, ma per il momento diciamo io mi fermerei qui. Poi adesso se ci sono delle domande naturalmente sono disponibile. Vediamo se qualcuno ha delle domande, vediamo se riesco a vedere la chat. Ecco qua. Allora, in chat non vedo delle domande, però se le persone come ieri hanno piacere possono anche porle verbalmente. Ecco qui, c'è una domanda da parte di Irena, la leggo. Come si fa con tutte le chiamate non desiderate? Mi unisco a questa domanda, in effetti. Sì, allora come dicevamo appunto in realtà al momento esiste solo questo registro delle opposizioni che non ha avuto un grande successo, quindi in teoria chiunque si iscriveva al registro delle opposizioni ed era pur presente nell'elenco non dovrebbe essere contattabile perché l'elenco seppur pubblico cioè non deve essere utilizzato per contattare soggetti con finalità di marketing. Quindi il registro delle opposizioni doveva avere questo scopo, bloccare in pratica. Il problema è che magari non tutti erano a conoscenza della possibilità di iscriversi, per cui quando qualcuno ci telefona, magari proponendoci degli acquisti, o comunque fa appunto marketing, dice che ci sono delle offerte, eccetera, e noi chiediamo come ha avuto questo numero, loro comunque dicono noi l'abbiamo tratto dall'elenco, l'elenco è pubblico. E naturalmente è così, però se la persona si è iscritta al registro delle opposizioni può dire guardi che comunque il trattamento è illecito, lei non può utilizzare il mio numero di telefono perché io sono iscritto al registro delle opposizioni, però diciamo che è una minoranza forse quelli che si sono iscritti e quindi tendenzialmente al momento ci sentiamo ancora bombardare di telefonate appunto di telemarketing. Un domani, quando appunto tutti i numeri di telefono non potranno essere usati con finalità di marketing, sarà appunto più facile ovviamente, perché adesso come adesso ci sono persone quindi che sono nell'elenco e quindi sono i numeri fissi per lo più ad essere disturbati, mentre lo sono anche in realtà i numeri di cellulare, però magari perché questo dipende da noi, noi abbiamo fornito il nostro numero magari per una finalità completamente diversa, ma il titolare appunto del trattamento ne ha fatto un uso che esorbita dalle finalità. Bisognerebbe però individuare la fonte dalla quale è stato tratto il dato, cioè, dovrei risalire a chi è il titolare del trattamento e potrei chiederlo quindi a chi mi telefona, ma lei da chi ha avuto il mio nominativo, in quale banca dati, e solo in quel momento, solo in quel caso lì potrei poi mandare una richiesta per essere appunto cancellato dal database, però è una cosa abbastanza articolata, non è una cosa così semplice, insomma, ecco. E sempre Irena aggiungeva tipo quelle di Inghilterra. E qui mi vorrei collegare a Laura, le esplicitazioni che fornivi proprio adesso. Talvolta non è neanche possibile parlare con queste persone, perché tu hai È uno vero? spillo E ti e... buttano giù. Esatto. Sì. E la loro speranza è che tu richiami perché e poi magari ci sono, ecco, infatti mi concorda e scrive infatti. Sì, non c'è Infatti modo di filtrare queste, non c'è modo proprio. l'unica cosa è bloccare poi il numero, ecco, bloccare il numero proprio tramite il cellulare, quindi bloccarlo a livello tecnico, diciamo, ma a bloccarlo a livello giuridico diventa pressoché impossibile in questi casi, perché non ho la cognizione di come quel soggetto sia arrivato ad avere il mio telefono, il mio dato, ecco.
Quindi appunto il consiglio è dare il meno possibile il telefono a soggetti terzi e quindi piuttosto appunto dico l'email come dato di contatto è un qualcosa che riesco a controllare meglio perché comunque ricevendo un'email poi solitamente in fondo la possibilità di disiscriviti, no? Non vuoi più ricevere comunicazioni, clicca qui cioè ho comunque uno straccio, diciamo, di contatto per poter bloccare, mentre col telefono diventa molto difficile, ecco. Grazie. Non so se ci sono altre richieste di precisazione su questo aspetto dei numeri di telefono e delle telefonate. Se volete aggiungervi e collegarvi a questo punto, perché immagino che sia, ognuno possa avere la propria, diciamo, come dire, Sì, casistica. esatto, personale. Ecco, allora se non ci sono altre domande e se ce ne sono vi invito comunque a scriverle, non abbiate nessun tipo di riserva. Volevo porre anch'io un quesito. Dunque tu parlavi prima delle manifestazioni e della, come dire, priorità alla cronaca che diciamo autorizza, ecco, tra virgolette, gli scatti fotografici o le riprese video, perché l'evento è pubblico, si svolge in un luogo pubblico, magari in una piazza o comunque in una sede dove c'è un passaggio appunto di persone e la manifestazione è ben evidente, quindi chi si avvicina ovviamente sa che c'è una manifestazione. Ma questo tema del diritto di cronaca è relativo ai giornalisti e alla facoltà dei giornalisti oppure fornisce una licenza di poter fare delle foto a chiunque? Nel senso, io mi trovo in una manifestazione, ok? Scatto una foto, io non sono una giornalista, scatto una foto, in questa foto cioè io magari posso stare anche attenta di non prendere la faccia di un bambino per una questione di delicatezza, però in questa foto magari si ritrae un soggetto che è identificabile, la pubblico nel mio canale social. Non c'è una necessità di cronaca, ma il fatto che io sono ad una fiera, posso comunque fare delle foto e questo diciamo, viene superato come problema dal fatto che sono in un luogo pubblico? Sicuramente nel luogo pubblico io posso scattare foto. È naturale che, allora io posso scattare foto e magari qual è la mia finalità? Diciamo che io come privato scatto foto di solito per me, nel senso che voglio dire a qualcuno, non so, guarda, sono stato a questa manifestazione, faccio una foto e quindi il mio uso è un uso, diciamo, comunque personale o limitato, no? È che nel momento in cui pubblico, comunque io sono soggetto comunque a certe regole che quindi, allora sicuramente se io pubblico, ad esempio, non dovrei rendere riconoscibili le persone, perché se no dovrei andare ad acquisire il loro consenso alla pubblicazione. Quindi io non, appunto non sono un giornalista, come dicevi tu, quindi non, allora quella scriminante, diciamo, vale per chi svolge professionalmente un diritto di cronaca. Negli altri casi io potrò, ad esempio, sicuramente prendere una panoramica della manifestazione, ma non potrò dire, ecco, sono stata alla manifestazione e poi magari metto un primo piano di una persona che non mi ha autorizzato e lo metto sul social, sul mio profilo, ad esempio. Lì sto sbagliando perché comunque effettivamente se io voglio solo dire sono stato a questa manifestazione, non vedo perché dovrei mettere una persona in primo piano. Potrò certo fare una panoramica in cui i soggetti sono molto lontani, sono piccoli, è difficile quasi capire, no? Chi sono o non sono di spalle. Quindi nel momento in cui pubblico io devo sempre stare attento. Se invece certo la foto me la tengo per me nel mio telefono, non c'è nessun problema, insomma, ecco, voglio dire.
però sì, il diritto di cronaca è un diritto attribuito, diciamo, agli organi di stampa, ecco. Quindi Ok, non quindi a chiunque, non a chiunque. certo, quindi interpreto che c'è appunto il consenso per essere fotografati e poi il Sì, consenso affinché quella foto sia pubblicata. Certo che esatto. se lo fa un giornalista è scontato, se lo faccio io no, Sì, invece. sì, Ok, chiaro. c'è anche da dire che comunque con tutto ciò che un giornalista dovrebbe sapere, no? Meglio muoversi, no, in queste situazioni, si assiste comunque a pubblicazioni illegittime anche da parte dei giornalisti, e quindi ci sono casi, insomma, in cui effettivamente anche le pubblicazioni dei giornali non sono a norma, quindi adesso sì. Certo, e sempre collegato a questo aspetto, se io sono il titolare dell'organizzazione di questo evento, sono il responsabile. Allora, c'è una domanda da parte di Daniele, darei precedenza a questa. Essendo arrivato in ritardo, Daniele chiede, volevo sapere se un giornalista ha il consenso di riprendere e fare fotografie anche se io non voglio. Era probabilmente. Se in una manifestazione pubblica, sì. Sì, perché appunto tornando appunto parlavamo del diritto di cronaca, in questo caso lui ha proprio una scriminante, diciamo, che lo legittima a fare riprese, perché è ritenuto superiore, diciamo, l'interesse, quindi la cronaca, cioè il diritto di cronaca risponde a certi interessi, insomma, pubblici che prevalgono sul diritto individuale, diciamo, del soggetto di non essere ripreso. Questo vale naturalmente però nei luoghi pubblici e sempre che ci sia veramente un diritto di cronaca, ecco, quindi deve essere, non lo so, appunto una manifestazione, un articolo che vuole dimostrare qualcosa, quindi comunque qualcosa, cioè ci deve essere una relazione tra quello che scrivo e quello che faccio vedere. Grazie. Ecco, a questo proposito volevo rassicurare sia Daniele che anche ulteriori persone che potessero avere questa esigenza, che sono disponibili le registrazioni di questi seminari, quindi anche se avete perso un pezzo o avete perso ad esempio l'intervento di ieri, parlo anche in generale, nei prossimi giorni saranno disponibili i recording, appunto fate sempre riferimento ai canali di comunicazione del comune di Conegliano, quindi sia ai loro referenti che alle pagine istituzionali, insomma, quindi eventualmente potete chiedere appunto la registrazione, il link per accedere diciamo, alla registrazione insomma, degli interventi. Questo in linea generale per tutti i webinar di questo progetto. No, tornando appunto alla domanda che volevo porre, è se io sono responsabile di un evento che si sta svolgendo in un luogo pubblico, ok? Dove ci sono tutte le autorizzazioni per fare le cose, eccetera, quindi ovviamente è tutto in ordine. E i partecipanti che, come dire, accedono a questo evento per mio scrupolo, ok, firmano il consenso al fatto di essere fotografati oppure a appunto entrare in riprese di videomaker, eccetera, eccetera. Quindi c'è una autorizzazione chiaramente che spiega la finalità di questo prodotto, perché ad esempio voglio fare un video dell'evento o voglio promuovere l'iniziativa. Quindi diciamo io chiedo il consenso, le persone me lo rilasciano e io faccio fotografie. La domanda che pongo è se c'è una persona che arriva, che è un video amatoriale, che è diciamo una persona che ha i suoi interessi e gira con la macchina fotografica e comincia a scattare foto perché gli piace da un punto di vista antropologico, da un punto di vista così coreografico quello che sta succedendo. E io non so che tipo di finalità avrà queste fotografie. In qualche modo, io che sono l'organizzatore, dovrei impedire di fare queste foto? Avrei il dovere di impedirlo? Oppure no, ed è lui responsabile e basta? Oppure rispondo anch'io? Beh, Se io sono sicuramente, un'azienda.
si può creare una confusione da parte di chi viene ripreso, perché magari chi viene ripreso non è a conoscenza del fatto che questo, diciamo, freelance è appunto tale. Potrebbe invece pensare che l'organizzazione lo abbia appunto assunto per fare delle foto, vero? Quindi è probabile che in prima battuta lui si rivolga a chi sa aver organizzato, e chi sa, quindi chi ha organizzato effettivamente poi potrebbe rivalersi su chi è veramente quello che ha commesso l'illecito. E quindi io direi però che in questo caso è meglio, per la tutela, diciamo, di chi organizza, non consentire queste riprese mh, proprio perché il conto è una foto così, voglio dire, ma uno proprio che riprende l'evento per finalità che io poi neanche conosco, perché alla fine potrei, cioè ne sono all'oscuro effettivamente, mi rende in qualche modo complice se poi effettivamente questa persona non ha acquisito le legittimazioni, quindi le liberatorie fotografiche in questo caso, perché è vero che graverebbe su di lui questo onere, perché è lui che fa le foto, però è anche vero che lui lo sta facendo sotto il mio naso, nel senso che lo sta facendo in mia presenza, quindi anche lui potrebbe dire, voglio dire, sono stato legittimato, nessuno mi ha detto niente, io ho fatto quello che ritenevo, no? Quindi, secondo me, l'organizzazione appunto dovrebbe evitare queste situazioni appunto che possono esporlo a richieste, non so, risarcitorie o comunque a contestazioni di qualche tipo, ecco, e quindi regolare da sé. Ad esempio, mi viene in mente, ma quello magari è un'altra finalità, comunque quando ci sono anche cerimonie religiose, per dire comunioni, robe così, di solito la Chiesa organizza, ad esempio, c'è un fotografo assunto dalla Chiesa, cioè solo lui potrà fare le foto, perché? Perché appunto lì ad esempio ci sono dei minori, mettiamo, perché non lo so, la comunione, ci sono bambini e quindi evitare anche che altri prendano, diciamo, in mezzo, no, minori che non sono i loro figli in queste riprese. Quindi a quel punto là regolo tutto io, prendo un unico fotografo, l'unico che potrà fare foto e poi chi le vuole, vabbè, le acquista. E naturalmente chi vuole farsi, certo, la foto con, diciamo, suo figlio, eccetera, se la fa però a parte, fuori dalla chiesa e quindi senza coinvolgere, diciamo, chi ha organizzato, se vogliamo, no? La cosa, ecco. Quindi sì. Certo, grazie. È la stessa ratio di prima. Sì, appunto. Mm. Ci sono altre domande? Fate pure, approfittate della grande disponibilità, anche competenza dell'avvocato Zammataro, perché insomma fa piacere che ci sia anche da parte vostra qualche, così insomma, il riscontro che vi chiarite anche qualche domanda, qualche dubbio che riguarda la vostra attività o così, o gli ambiti. Vediamo se qualcuno scrive qualche intervento o anche aprite i microfoni, come vi ho già invitato volentieri. Ecco qua, è arrivato un quesito da parte di Daniele. Essendo un appassionato di fotografia, la foto street eh, ok, e poi c'è un'altra domanda da parte di Cristina.
Se mi sono iscritta al registro dell'opposizione, ma mi arrivano comunque le chiamate marketing, cosa posso fare? Allora, qui appunto, come dicevamo, bisognerebbe sapere il titolare del trattamento chi è, cioè bisognerebbe chiederlo a chi ci chiama. Lei chi è, a che titolo sta trattando il mio numero di telefono e con quello allora potrei semplicemente mandare una raccomandata o una PEC, quel che è, dicendo io proprio dichiaro di non voler più ricevere comunicazioni telefoniche da parte vostra. Quindi revoco, qualora lo avessi dato, il consenso ad essere contattato, anzi non l'ho mai dato molto probabilmente, però magari certe volte dicono sì, lei è iscritto, ma mi ha dato lo stesso l'autorizzazione, chissà quando, chissà come, non si sa, ecco. Quindi, però il punto è proprio riuscire a individuare chi è il titolare del trattamento, perché se no non so a chi rivolgermi effettivamente. Chiaramente potrei fare, ecco in questo caso mettiamo, potrei forse fare una segnalazione al garante, però la faccio rispetto a chi? Ecco, la faccio in generale, quindi magari arrivano al garante 1 milione di proteste, diciamo, tramite segnalazione e allora lui sa che questo è un momento giusto per prendere magari dei provvedimenti rispetto a questa tematica, però è una cosa molto generica e molto, sì, non è una tutela proprio, direi, immediata, è una speranza sostanzialmente, diventa una speranza di essere protetto, però la cosa migliore è sempre individuare chi ha trattato il mio dato illegittimamente dal momento che io ero iscritto al registro delle opposizioni. Questo perché non è sempre facile identificare la sorgente, quindi il Sì, titolare sì, del soprattutto trattamento. quando ti telefonano effettivamente, anche perché poi i dati, magari io li ho dati anche a Tizio, e magari non ho letto nell'informativa che Tizio li poteva comunicare a terzi. E allora il punto è che magari anche il terzo mi dice il suo nome, però io non lo riconosco, dico, non mi risulta di aver dato, no, il mio consenso, perché lui è il terzo, quindi effettivamente io non so neanche più risalire, insomma, al momento e a chi ho dato eventualmente questo consenso. Però diciamo che, allora, a meno che non ti buttino giù il telefono, perché alcuni quando gli chiedi lei chi è, per chi chiama, magari buttano giù il telefono così risolvono la cosa. Però magari invece si trova qualcuno che ti dice anche il suo dato, l'ho tratto da, eccetera, eccetera, e allora da lì è possibile porre rimedio alla cosa, insomma. E la stessa cosa vale anche per le newsletter, che a volte Anche. ci si disiscrive dalla newsletter, ma continuano ad arrivare. E E quindi infatti, anche anche lì, perché lì certe volte appunto sembrerebbe che ti dicono sì, disiscriviti, però alla fine poi finché registrano la disiscrizione, magari passa 1 mese, anche la tempistica non è quella che dovrebbe essere, perché dovrebbe essere immediata in quel caso, perché se io sono in una banca dati telematica, nel momento in cui mi cancello, mi dovrei proprio cancellare da quel momento in cui lo comunico. Chiaro che se invece io devo dare una comunicazione con una raccomandata, allora posso giustificare il fatto che ci voglia del tempo finché vengo cancellato dalla banca dati, però nel caso del telematico non si giustifica, insomma. certo, grazie. E c'era appunto anche il quesito relativo alla fotografia photo street, quindi in parte probabilmente avevi già argomentato questo aspetto, però forse Sì, penso si riferisca quindi alle foto così, almeno perché non vorrei fraintendere il termine, nel senso io interpreto come nel senso una persona che vuole fare foto liberamente per strada per finalità sue, cioè diciamo non ha una finalità né di cronaca né di nient'altro se non quella della passione, diciamo, per la foto, no? Quindi magari prende nell'inquadratura persone, quindi
persone che devono quindi acconsentire a questa ripresa, a meno che io magari non so, sfoco la persona, la prendo di spalle, la prendo in modo che non sia riconoscibile, la faccio, non so, la prendo da distanza. Ci sono degli escamotage, diciamo, se non voglio chiedere proprio mi firmi qui la liberatoria, allora cerco in qualche modo di ovviare al problema, insomma, in modo sì, così. Certo, grazie. Mm. Ci sono altre domande? Dai che stiamo riempiendo, ecco, Daniele ha detto grazie, quindi si sente soddisfatto dalla risposta. Ci sono altri quesiti che emergono? Nel frattempo che magari pensate se ci sono in questi ultimi minuti altre domande che volete chiedere, vi ricordo che la settimana prossima, ossia martedì 19 e poi a seguire il successivo martedì 26, c'è un nuovo webinar che tratterà l'argomento del contenuto dei post su Facebook e sui social in generale, quindi come scrivere appunto in modo efficace attraverso i canali dei social. Sarà a condurre questi webinar la dottoressa Elisabeth Reiner e quindi saranno anche qui due puntate, insomma, sempre di 2 ore dalle 18 alle 20, 19 e 26. E ancora la settimana prossima, mercoledì 20, verrà attivato se ci sarà il raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il laboratorio formativo Imprenditore di me stesso, quindi per coloro i quali hanno piacere di approfondire l'argomento o avere un'introduzione, una formazione di base sull'argomento dell'autoimprenditorialità o l'utilizzo di strumenti come il Business Model Canvas, potranno appunto richiedere la partecipazione a questo laboratorio che si svilupperà in 4 mezze giornate e prevediamo di farlo in presenza. Quindi il gruppo sarà un piccolo gruppo, massimo 6 partecipanti e quindi insomma ecco anche qui fate riferimento appunto ai contatti del comune per avere dei chiarimenti o trovate anche i form per la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Basta che scriviate digitiamo e come eventi a Conegliano vi vengono fuori gli interventi appunto pensati per questa finalità. Ecco. Quindi vi ho dato anche queste informazioni. Ecco, allora c'è un ultimo quesito con cui mi sa che concludiamo. Ecco, è un'ultima domanda che ci arriva sempre da Daniele e dice sul telefono, allora ricevo telefonate da Amazon, Enel, eccetera, con operatore digitale, vale quanto detto finora? Dunque, penso, cioè, comunque sul telefono cellulare o fisso? Perché allora in ogni caso voglio dire sì, non cambia nulla, quindi l'operatore, adesso non so, non ho ben capito cosa si intenda. Cellulare, Il ha appena cellulare. specificato cellulare. Ecco, sì, sicuramente allora Amazon può darsi se lei ha un profilo Amazon, quindi un Amazon Prime, eccetera, e ha lì fornito il numero di telefono cellulare, è vero che se ad esempio su Amazon lo si fornisce per il corriere, quindi potrà essere usato solo perché il corriere nel momento in cui arriva, prima insomma di arrivare, ci informa con un messaggio, ecco oggi è prevista la consegna. Allora, io non dovrei essere contattato per nessun'altra finalità se non per quella che mi è stata detta. Ecco, infatti appunto mi conferma. E l'Enel, anche lei mi dovrebbe, cioè in teoria anche l'Enel
dovrebbe aver raccolto il mio consenso a contattarmi per ragioni commerciali, di promozione, di nuove offerte, eccetera. Io però in quel caso avrei potuto negare il mio consenso e quindi in quel caso nessuno mi potrà mai contattare. Ma io penso che più Enel, ecco, era Enel Energia forse, perché poi ci sono degli agenti, diciamo anche lì freelance, che diventano, si propongono come agenti, non si sa effettivamente dove hanno anche lì acquisito il mio numero di cellulare addirittura, no? E quindi lì, anche lì, come ripeto sopra, bisognerebbe individuare effettivamente dove, in quale banca dati di chi, cioè di chi è questo dato, chi lo sta trattando e quindi in quel caso lì potrei esercitare sempre il diritto ad oppormi a questo trattamento. Quindi il caso di Amazon è più facile perché lì posso, cioè so dove scrivere, no? Quindi ho la possibilità, ho i recapiti. Enel potrebbe essere più difficile perché, ripeto, tante volte si dicono operatori Enel, ma in realtà non sono coloro che mi hanno fatto il contratto Enel, ma sono degli agenti, anche lì, che si propongono. E lì il problema è sapere dove hanno saputo che io ero un utente Enel, però anche là, appunto, se fosse Enel, anche lì potrei semplicemente scrivere ad Enel e dire io non voglio essere contattato per finalità commerciali, revoco il mio consenso, qualora lo avessi dato, a ricevere comunicazioni di tipo commerciale. Quindi, sì. Bene, quindi non so se la risposta è stata data, grazie mille, quindi immagino di sì. Beh, sono le 20, quindi abbiamo sfruttato appieno tutto il tempo a disposizione. Io vi ringrazio tutti i partecipanti per la frequenza a questi webinar ieri e oggi e ringrazio di cuore anche l'avvocato Laura Zammataro per la sua grande disponibilità, chiarezza e preparazione. E quindi ci vediamo per ai prossimi appuntamenti e buona serata a tutti. Grazie mille a tutti, anche appunto alla dottoressa Caterina Munafò e ringrazio tutti i partecipanti. Insomma.